Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Focus TG. Non possiamo non aprire con una tragedia ferroviaria. Il titolo del Corriere della Sera: un treno travolge a 100 km orari un gruppo di operai al lavoro. 5 morti, aperta indagine per omicidio colposo, plurimo e disastro ferroviario. È avvenuto in Piemonte, in un paese non lontano da Torino. Ma andiamo subito in Friuli Venezia Giulia, a Cordovado, dove c'è in diretta Lucio Zanato, un ex militare asserragliato in casa da 24 ore, armato fino ai denti, un paese sotto assedio. A te la linea, Lucio Zanato. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, mi trovo a Cordovado, paese a confine praticamente tra Veneto e Friuli, siamo a 2 passi da Portogruaro. E qui da ieri mattina Luca Orlandi, 55 anni, ex sottotenente dei Carabinieri di complemento, ex giocatore di basket, ingegnere, si è asserragliato in casa. All'interno 2 fucili ad uso sportivo, una pistola e 500 colpi, ma probabilmente anche delle bombole di gas. È asserragliato dentro e all'esterno ci sono carabinieri, vigili del fuoco, personale sanitario, ma soprattutto c'è un paese completamente in lockdown. In questo momento noi ci troviamo a debita distanza, ci stanno tenendo distante proprio perché come dire, non si può sapere cosa stia pensando di fare Luca Orlandi, che appunto da ieri, da quando i carabinieri si sono presentati per ritirargli le armi, sostanzialmente si è asserragliato in casa e minaccia ad esempio di fare il cecchino se qualcuno tenta l'irruzione. Questo almeno è quello che sta trapelando. Nel frattempo, dopo una giornata sostanzialmente di silenzio, ha cominciato anche a mettere su YouTube alcuni video. In ogni caso questo paese è completamente in lockdown, negozi chiusi, corrente elettrica staccata nell'area dove appunto Orlandi vive, che poi è praticamente quella strada che vedete qui alle mie spalle, che è via Battaglione Gebona, una via che è poi quella centrale, vicino c'è anche la farmacia. Da ieri sostanzialmente c'è una trattativa in corso, anche se è una trattativa che ad occhio sarà molto lunga. Perché tutto questo? Perché Luca Orlandi da 2 anni e mezzo vive segregato in casa e doveva fare il rinnovo sostanzialmente del porto d'armi per appunto queste armi. Ecco Lucio, si dice, mi dicevi, cosa che lui ha voluto fare. Dimmi. Mi dicevi prima che è un uomo disturbato mentalmente, no? Non è nuovo, vedremo poi anche delle immagini che dimostrano che si tratta di una persona mentalmente instabile. Che cosa ha scatenato questa rabbia e la decisione di chiudersi in casa armato fino ai denti? Ma la decisione del prefetto di Pordenone, Domenico Lione, e del questore Luca Carocci di ritirargli le armi. Infatti ieri mattina si sono presentati i carabinieri proprio per ritirargli questi 2 fucili a uso sportivo, questa pistola e poi questi 500 colpi. Lui peraltro ha detto: io il rinnovo lo vorrei fare virtuale, ovviamente gli hanno detto di no, ma questo ovviamente sta a significare una situazione Lucio, di disagio. Scusa, del resto una persona che vive vedendo... da 2 anni e mezzo chiusa. Lucio, stiamo vedendo un video, ti fermo un attimo perché ci sarà anche un audio probabilmente. Questo è il protagonista di questa vicenda. Al suicidio. Questo è induzione al suicidio, maresciallo. Questo è induzione al suicidio. Io le armi contro di voi non ci penso neanche, questo mi piace di me. Sapere adesso di me che questo è il caso. Questa è induzione al suicidio, maresciallo. Maresciallo, te lo ripeto, questa è induzione al suicidio. Questa è induzione al suicidio, maresciallo. Maresciallo, guarda tua moglie, guarda i tuoi figli e ricordati che tu sei uno che induce al suicidio, ma solamente per il mio bene. Diglielo. Questo è induzione di suicidio, ma solamente per il mio bene. Ha la voce roca ormai. Che sei, maresciallo Roca? Allora, io da un lato non ho alcuna paura, non ho alcuna remora e questo mi piace tantissimo di me. Facciamo il tuffo insieme e questo è induzione al suicidio. Maresciallo, è induzione al suicidio. Maresciallo, mi hai ricordato tutte le cose che in vita mia adesso perderò se non è induzione al suicidio. È induzione al suicidio, maresciallo. Maresciallo, è induzione al suicidio, maresciallo. Maresciallo, è induzione al suicidio.
Poi vedremo un'altra parte di questo video che è stato postato dal protagonista di questa vicenda. Si vede chiaramente, tra l'altro si parla del maresciallo Rocca, quindi fa anche di riferimento a un personaggio di una fiction televisiva interpretata da Gigi Proietti. Non so se, a meno che non ci sia un maresciallo Rocca a cui si riferisce direttamente quest'uomo, Lucio. No, il maresciallo in questione è, diciamo così, il facilitatore, come si dice in gergo, ed è la persona che sta cercando di dialogare appunto con Luca Orlandi. Diciamo anche che questi video hanno cominciato a uscire nella tarda serata di ieri, dopo le 20, perché per tutta la giornata di ieri sostanzialmente non c'è stata alcuna risposta dall'appartamento dove dentro appunto Luca Orlandi è asserragliato. Evidentemente da queste parole capiamo perfettamente, diciamo, l'intento di un intento suicida da parte appunto del protagonista, con la volontà di trascinare tutte le persone che sono intorno a lui e di conseguenza evidentemente per precauzione l'allontanamento di tutte le persone, la chiusura dei negozi e soprattutto il deserto intorno a quest'area appunto di Cordovado. Però è una situazione che in questo momento continua a essere in situazione di stallo. Noi continuiamo a vedere Nicoletta sta ancora riprendendo, vigili del fuoco a ridosso, protezione civile, ma soprattutto i carabinieri che come dire, presidiano tutta quanta la zona. Va detto che c'era anche un gruppo, un nucleo, chiamiamolo così, di carabinieri antisommossa pronto per l'eruzione, ma evidentemente tutto questo al momento è stato bloccato. Si cerca di mediare su questa situazione. Ripeto, tutto questo legato al rinnovo impossibile a questo punto di un porto d'armi per, a quanto pare, intanto 2 fucili, 500 colpi e una pistola. Resta da capire quali saranno le intenzioni. Noi rimarremo qui appunto a capire quali saranno le intenzioni e soprattutto quale sarà la soluzione, la risoluzione di questo fatto tra Veneto e Friuli. In ogni caso va detto appunto che l'ordinanza di sequestro delle armi arriva direttamente dal prefetto e dal questore, quindi è sostanzialmente irrevocabile. Ecco, Lucio, c'è da dire che magari forse si riuscirà in qualche maniera. Dimmi. No, quindi paese sotto assedio, hai spiegato molto bene la situazione. Hai notizie di possibili blitz? Perché in questi casi a volte c'è l'irruzione delle forze dell'ordine per evitare che quest'uomo si possa togliere la vita o fare altri danni. Vedi movimento di uomini armati attorno all'abitazione, cioè ci sono i presupposti perché ci possa essere un blitz? Ma quello che io ho visto arrivando qui sostanzialmente sono ovviamente carabinieri in tenuta con giubbotto antiproiettile, evidentemente il personale antisommossa si rimane, diciamo, coperto per evitare di irritare ulteriormente i protagonisti di questa situazione. In ogni caso tutta l'area è assolutamente presidiata centimetro per centimetro, pronti ad agire nel momento in cui si dovesse creare i presupposti, anche perché teniamo conto che sì, quanto può andare avanti una persona asserragliata dentro, per quanto possa avere delle scorte, per quanto possa, diciamo così, alimentarsi, prima o poi qualcosa deve assolutamente succedere. D'altra parte è un vero e proprio assedio quello che in questo momento c'è attorno alla palazzina dove vive appunto Luca Orlandi. Credo sostanzialmente che però al momento stia prevalendo la linea della mediazione, magari facendo leva, cercando attraverso le persone di sua conoscenza, gli amici, i parenti. Stavamo sentendo appunto che c'era una sorta di ricerca, forse per cercare di fare leva sull'affettività, cosa che normalmente accade su persone estremamente sole e chiuse, come appare appunto Luca Orlandi, visto che è da 2 anni e mezzo che sostanzialmente non esce da casa per autoreclusione, come ha specificato lui. Ecco Lucio, stai ancora in collegamento, perché adesso vediamo ancora una parte del video che è stato postato da Luca Orlandi. Ricordiamo, Cordovado è un paese, come diceva Lucio Zanatto, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, a pochi chilometri da Porto Gruaro. Vediamo ancora una parte del video che ha postato Orlandi, vediamo. È induzione al suicidio. Ora sono le
Ora sono le 7:45. State facendo induzione al suicidio, maresciallo. Ti sto dicendo che mi stai inducendo tu, i droni, il tuo megafono, mi stai inducendo al suicidio. Vuoi questo, maresciallo? Quando vedi i tuoi figli? È per questo che ti stai spegnendo, maresciallo. Non mi sto spegnendo io, ti stai spegnendo tu, perché io sono dove devo essere, non sono io che devo uscirne alla fine, siete voi. E tu stai facendo induzione al suicidio. Tu stai facendo comunque si chiami nei codici, tu stai inducendo una persona innocente al suicidio. Una persona che né prima né ora ha mai minacciato nessuno. E adesso so che non mi sognerei nemmeno di poterlo fare. Non riesco a farlo, riesco a non farlo minimamente. Anche perché sono nello strapieno delle facoltà mentali, comprese le riserve, e tu ti stai spegnendo perché non ce la fai più a sentirti di... Si chiama induzione al suicidio quello che state facendo. Si chiama induzione al suicidio. Feccia! L'avete detto voi, avete proclamato, è solamente una questione burocratica e noi ce ne sbattiamo il cazzo, ci puliamo il culo con la tua vita. E allora induci al suicidio. Questa è la situazione. Lucio, questo è anche, diciamo, la novità dell'asserragliato che può mandare un video, no? Ricordiamo tutti un film famoso, un pomeriggio di un giorno da cani, mi pare con Dustin Hoffman, che era asserragliato in una banca. Ovviamente a quei tempi si comunicava al massimo col telefono, no? Quando poi ci si metteva in contatto con la polizia chiedendo un riscatto o una macchina per fuggire con degli ostaggi. Adesso si postano dei video e quindi è anche abbastanza impressionante vedere un uomo in quelle condizioni che parla di istigazione al suicidio. Beh, bisogna dire che questa è, diciamo, la nuova frontiera della comunicazione. La comunicazione ormai è talmente palese e ampia che passa anche attraverso appunto internet. Va ricordata un'altra cosa di collegamento con il Veneto, il fatto che lui è originario di San Donà di Piave, ingegnere Luca Orlandi, e quindi si va a pescare anche, diciamo così, nel suo passato, fra virgolette, in riva al fiume Sacro per vedere se magari si riesce a fare leva. Lo stesso vale per il periodo da sottotenente dei carabinieri di complemento, quindi sicuramente c'è qualcosa che si viene a creare. Nel frattempo sentiamo di sottofondo, mi pare di capire che ci sono delle altre comunicazioni con il megafono. Certo è che sì, questo è il primo esempio di, come dire, una sorta di trattativa pubblica fatta attraverso i social media, e quindi diciamo che un aspetto di tipo psicologico, psichiatrico è assolutamente nuovo, nel senso che poi appunto diventa di pubblico dominio anche tutto ciò che viene detto, tutto ciò che viene spiegato, le motivazioni per le quali appunto Luca Orlandi rimane all'interno, e francamente mi sembra di capire che stia sfogando, ma questo lo dico in termini di commento, mi sembra di capire che stia cercando di sfogare una sua rabbia nei confronti di qualcuno, di qualcosa, e probabilmente questo maresciallo che è diventato il suo antagonista. Si tratta di capire come gestire appunto questa turba, perché non si può parlare. Potrebbe andare avanti giorni e giorni in mancanza di un attacco da parte delle forze dell'ordine. Hai notizia di parenti, di amici? Sicuramente più tardi raccoglierai delle testimonianze, ma c'è, diciamo, una comunità, ovviamente c'è la comunità di Cordovado, ma sai se abbia dei figli, se sia sposato, ecco, se c'è qualche notizia sulla sua, diciamo, sulla sua situazione familiare. Guarda, io ho cercato di approfondire un attimo, ovviamente per quelli che sono gli strumenti che sono a nostra disposizione. Certo. Al momento l'unica cosa che so è che lui appunto si è ritirato qui e fa una vita sostanzialmente segregata. So che appunto ovviamente le forze dell'ordine, gli psicologi e quant'altro stanno cercando di fare leva sulla parte, diciamo così, sentimentale, sulla parte affettiva, per trovare una via d'uscita, diciamo così, non cruenta a questa situazione. In ogni caso qui in questo momento
a parte i colleghi della stampa che vedete alle mie spalle e che sono tenuti tutti a debita distanza, e le forze dell'ordine e la protezione civile, non c'è nessun altro si fa trovare. Noi adesso cercheremo ovviamente dopo le dirette di mezzogiorno di cercare qualche testimonianza, di capirne un po' di più anche diciamo così della vita precedente di Luca Orlandi, perché certamente noi arriviamo con una persona serragliata da un giorno e mezzo, da 2 anni e mezzo di autoreclusione, però più di questo fino a un giorno e mezzo, fino a un giorno fa sostanzialmente non ne sapeva niente nessuno. Lucio, ti ringrazio molto per ora. Mi raccomando, chiedici la linea, dovessero esserci novità, ma anche per aggiornarci sulla situazione, anche se non dovessero esserci degli interventi per porre fine a questa situazione. Grazie a te, a Nicoletta Rizzetto. Ci risentiamo più tardi nel corso di questa edizione. Grazie Lucio, grazie molto. Allora adesso andiamo sempre sulla cronaca nera. Avete visto, abbiamo aperto con la tragedia nel torinese, un treno che ha investito 5 operai, ma tanta cronaca nera qui in Veneto. Torniamo a Permunia, nel Padovano, dove un marocchino, un ragazzo di 27 anni, è stato ucciso da un suo coinquilino l'altro giorno a coltellate. Quest'uomo poi si è rifugiato nel centro di accoglienza di Battaglia Terme. Oggi c'è stata l'autopsia, sentiamo le novità da parte della nostra redazione di Padova. Avrebbe colpito per difendersi, questo quello che il 25enne gambiano, in carcere per aver ucciso il coinquilino marocchino al culmine di una lite, ha raccontato al suo avvocato. L'accoltellamento dopo insulti razzisti è un litigio furibondo scoppiato per l'utilizzo di uno zainetto che è stato sequestrato dai carabinieri insieme ai telefoni cellulari dei 2 stranieri. Al momento sono escluse piste legate alla droga. Il marocchino morto lavorava saltuariamente come operaio, così come il 25enne gambiano, il cui unico precedente per spaccio risale a diversi anni fa. Secondo il racconto del presunto omicida, il 27enne marocchino l'avrebbe ferito con una coltellata al braccio e lui lo avrebbe in seguito colpito alla gola, provocandone la morte in pochi minuti. Una convivenza difficile quella all'interno dell'abitazione di via Palù Inferiore, dove l'andirivieni di stranieri era costante, raccontano i vicini esasperati da continui rumori e liti piuttosto violente. A quanto pare la vecchia abitazione, diventata una discarica a cielo aperto, risulta affittata ad uno straniero da un uomo che però è deceduto qualche anno fa. Il sindaco di Permumia sta svolgendo tutte le verifiche per risolvere la situazione. Intanto oggi la procura di Rovigo conferirà l'incarico dell'autopsia sul corpo della vittima, che si svolgerà nelle prossime ore. È stato ucciso per uno zaino, capite? Una lite per uno zaino. Ieri sera c'era qui il dottor Casteller, abbiamo parlato di follia dilagante, di violenza diffusa, insomma. Purtroppo è una situazione terribile. Oggi la Meloni va a Caivano, nel napoletano, nel luogo in cui 2 ragazzine, nemmeno adolescenti, sono state violentate da un branco. Quindi c'è un'escalation di violenza davvero allarmante. E furti, rapine, lesioni ed estorsioni commesse a Vicenza nel mese di luglio. La polizia ha arrestato un pluripregiudicato in centro, uno straniero. Sono state avviate le procedure per l'espulsione. Vediamo. Zone del Quadrilatero e Campomarzo nel mirino delle forze dell'ordine, che hanno potenziato i presidi alla luce delle decisioni prese durante il comitato Ordine e Sicurezza di martedì. La polizia di Vicenza, nell'ambito dei controlli, ha arrestato per i reati di rapina plurima, furto aggravato, estorsione, lesioni personali gravi e porto abusivo d'armi, tutti commessi a Vicenza, nella zona calda della città, nel periodo tra l'8 e il 17 luglio scorso, un 28enne cittadino nigeriano. Pluripregiudicato e senza fissa dimora, gli agenti delle volanti lo hanno individuato in via Torino, nella zona appunto del Quadrilatero, mentre si aggirava con fare sospetto. Dopo averlo fermato e identificato, è emerso che era destinatario di un'ordinanza di custodia in carcere emessa il giorno precedente dal GIP del Tribunale di Vicenza. Era giunto in Italia nel mese di aprile del 2017 con uno dei tanti sbarchi avvenuti sulle coste meridionali e da quel momento in poi ha sempre vissuto di espedienti,
pagamenti e comproventi delle attività illecite messe in atto commettendo reati, anche di particolare violenza contro la persona, contro il patrimonio ed attinenti allo spaccio di sostanze stupefacenti. È stato scortato presso la locale casa circondariale dove rimarrà a disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica. In considerazione della gravità dei fatti e della sua particolare pericolosità, il questore di Vicenza Paolo Sartori ha disposto l'avvio delle procedure di rimpatrio nel paese di provenienza. Giro di vite ancora da parte del questore di Vicenza Paolo Sartori, servizio di Luisa Bertini. Vediamo la notizia dal Gazzettino. A Vigonovo ha truffato un centinaio di persone, è morto suicida l'ex broker Enrico Rigato, una notizia arrivata poco fa. Andiamo avanti con la cronaca e c'è stato siamo sul versante degli incidenti stradali, anche qui una strage senza fine, c'è stato un mortale a Cogollo del Cengio. Cogollo del Cengio, tragedia della strada sulla provinciale 350. Un uomo di 52 anni di Piovene Rocchette perde la vita. L'auto su cui viaggiava sbanda, colpisce il guardrail e nell'urto si rovescia. Ferito ma non in pericolo di vita il 27enne che viaggiava con lui e che una volta stabilizzato è stato trasportato in ospedale a Sant'Orso. Ai soccorritori del SUEM 118 e dei vigili del fuoco accorsi da Schio è apparso subito chiaro che per il conducente non c'era niente da fare. Sulla stessa auto viaggiava anche un cane che è rimasto illeso e che è stato preso in custodia dai pompieri. Sul posto anche i carabinieri delle stazioni di Arsiero e Piovene e gli agenti della polizia locale del Consorzio Alto Vicentino. Anche sugli incendi non manchiamo mai di darvi notizie. A Sossano si è incendiata un'auto, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evitato la propagazione delle fiamme al viale Alberato in quel luogo. Vediamo. Un'auto a fuoco ieri pomeriggio a Sossano, per cui è stato necessario l'intervento dei pompieri. Nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, impedendone la propagazione alle piante del viale Alberato. Le cause sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo un'ora. E un altro incendio di vaste proporzioni in un fienile di Pozzo Leone. Sentiamo Ferdinando Garavello. Proseguono a Pozzoleone le operazioni di messa in sicurezza dell'enorme fienile distrutto dal fuoco in via Capitelli. La struttura è stata aggredita da un incendio nel pomeriggio di ieri e per tutta la notte i vigili del fuoco hanno continuato a lavorare per domare l'incendio. In fumo letteralmente 2500 rotoballe di fieno per un totale di migliaia di quintali di foraggio stoccato per dar da mangiare alle 400 vacche dell'azienda agricola. Il danno ancora in via di quantificazione è di centinaia di migliaia di euro. Per poter rimuovere il materiale combusto però sarà necessario abbattere il capannone e quindi la conta dei danni è destinata a salire in modo drammatico. I proprietari sono comunque riusciti a mettere in salvo il bestiame quando le prime fiamme hanno iniziato a balenare dal ricovero del foraggio. E i primi a dare una mano sono stati proprio gli agricoltori del posto, che con i loro trattori hanno scaricato ettolitri di acqua sull'incendio, il cui fumo nero era visibile a decine di chilometri di distanza. Il furioso incendio e le concitate operazioni di spegnimento hanno richiamato l'attenzione di molti residenti e di tanti curiosi che si sono assiepati a distanza di sicurezza per vedere cosa stesse accadendo. Le cause del rogo non sono chiare, si parla di autocombustione, ma sarà necessario prima smassare tutto il materiale bruciato per capire meglio la dinamica della vicenda. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che assieme ai funzionari dei pompieri effettueranno gli approfondimenti del caso. A Pozzoleone è intervenuto infine l'ARPAV per le verifiche di rito e sono stati esclusi i rischi per la popolazione, ma il sindaco Edoardo Tomasetto consiglia ai suoi cittadini di tenere chiuse le finestre delle abitazioni, almeno per oggi. L'appello disperato di un artigiano a cui è stato rubato il furgone, ai nostri microfoni ha detto: aiutatemi, è l'unico mezzo che ho per lavorare. Artigiano di Treviso derubato del furgoncino bianco utilizzato come mezzo di lavoro. L'amara sorpresa proprio a inizio settimana. Lunedì mattina mi sono svegliato per andare a lavoro come sempre e nel parcheggio dove abito, nella zona Ghirada, strada del Nascimben, all'altezza del Civico 20,
non ho più trovato il furgoncino che era parcheggiato lì dal weekend praticamente. Fatto già denunciato alle forze dell'ordine pure via social, sul sito Facebook Furti in Corso. Era un furgoncino che mi serviva prettamente per il lavoro, no? Per spostare materiale, attrezzi di pulizie, in quanto sono un artigiano che opera da 20 anni nel territorio di Treviso. Il suo appello affinché il furgone possa essere ritrovato anche grazie alle segnalazioni di voi telespettatori e di chiunque possa fornire qualche notizia al riguardo. Si tratta di un furgone doblò bianco maxi targato FG 466GN. Il furgoncino di colore bianco, sebbene usato, lo aveva acquistato da nemmeno 2 mesi e con grandi sacrifici. È il solo ed unico mezzo che gli permetteva di esercitare l'attività di impresa di pulizie in forma artigianale e quindi di poter guadagnare. Lo uso prettamente per il lavoro e quindi adesso mi trovo molto disagiato e mi sto adoperando con una macchina utilitaria sperando che il furgone venga ritrovato. Cerchiamo di dare una mano a questo artigiano. Se vedete questo furgone segnalatelo alle forze dell'ordine. In regia questa mattina Italo Morao con Mattia Pizzaia. Vediamo sul fronte delle aggressioni, anche qui la situazione continua ad aggravarsi, sono protagoniste di queste aggressioni le bariste. L'ultima barista che è stata aggredita è una barista di Asolo, sgomento in città perché ad aggredirla è stato un noto imprenditore. Sentiamo. Dopo Cornuda anche Asolo, un'altra barista vittima di una violenza assurda senza un motivo, a Cornuda scatenata da 50 centesimi di commissione bancomat, a Asolo sembra per un caffè, forse pagato, forse no. E così nel bar al municipio pugni e spintoni all'improvviso che si fermano solo quando la barista riesce a chiamare i carabinieri. Siamo rimasti tutti sotto shock perché eravamo in pochi, però è scaturito da niente, non c'era nessun motivo plausibile perché succedesse ed era una persona che, per quanto sia nota, nei suoi momenti un po' di eccesso, alza la voce, canta, cioè è particolare, non era mai stato così aggressivo. Il cliente è conosciuto, frequenta i locali della piazza da anni, stavolta però è entrato nel bar come una furia. Per un motivo di un caffè si è sentito preso in giro, diciamo, perché diceva che il caffè non era pagato. Adesso non mi ricordo perché noi abbiamo sentito le urla e se l'è presa con la Manuela, aggredendola, spingendola, dicendole non mi fai fesso, ti insegno io l'educazione, cioè imprecando e mettendole le mani addosso. Sentì urlare, si stratonano, pensavo che stesse scherzando. Dopo ho visto che continuava a spingerla e dargli pugni e urlare ti spacco tutto. Questo è quello che ho detto, ma qua non stanno più scherzando. Un episodio che spaventa anche gli altri commercianti della zona che temono di essere in balia di clienti che diventano violenti all'improvviso. Se una persona arriva così col bastone in mano e ti entra nell'attività, cosa fai? Una donna poi. Ha sentito quello di Cornuda dell'altro giorno che le ha preso il collo per 50 centesimi. Adesso sì, bisogna un po' stare attenti. Io cerco di evitare, se ti arriva la persona strana bisogna un po' stare all'occhio, insomma. Dai baristi e dai commercianti massima solidarietà alla vittima. Anche il sindaco Mauro Migliorini le esprime sostegno e ricorda che la violenza non è mai accettabile, una violenza che non è solo fisica. Una persona che ti mette le mani addosso senza motivo, così in quei modi, sono violenze che, cioè, l'ematoma può andare via, ecco, la violenza psicologica rimane. Si condanna in tutti i modi una scena del genere perché non deve esistere per nessuno e spero che venga fatto qualcosa, che almeno la persona venga allontanata per dare un buon esempio. Ed è stata immediata la solidarietà di tutta la categoria dei commercianti con la proposta di fare iniziare corsi di autodifesa. Come donna, e penso anche per le donne, possa sempre essere utile, al di là del proprio lavoro, essere in grado di difendersi anche fisicamente dalle situazioni più difficili. Corsi di autodifesa per chi sta dietro al bancone dei bar, in particolare per le donne, troppo spesso protagoniste di aggressioni come è accaduto lunedì ad Asolo.
Corsi che al momento sono una proposta che certamente verrà discussa all'interno dell'Associazione dei Pubblici Esercizi Trevigiani, in attesa dei provvedimenti che il giudice prenderà nei confronti dell'aggressore. Chi usa la violenza passa sempre dalla parte del torto. Perché al di là del caffè pagato o fatto pagare, l'uso della violenza non è mai giustificato o giustificabile. Per questo la FIPE da un lato si rimette alle decisioni della magistratura, dall'altro punta ad una maggiore sensibilizzazione dei propri associati. Sempre di più i pubblici esercizi, proprio perché con le nostre vetrate e con le nostre plateatici ci troviamo nelle vie, nelle piazze, siamo proprio delle antenne e come antenne facciamo proprio delle parafulmini nei confronti di questa società che è in continua evoluzione. Quello che faremo sarà tenere bene monitorato il fenomeno, sia in quantità che in qualità, e sulla base di questo capire se si possono fare delle azioni anche pratiche per aiutare i nostri associati e i gestori dei pubblici esercizi ad essere più consapevoli del loro ruolo e anche in grado e pronti a rispondere ad ogni situazione. Ci ricollegheremo tra poco con Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto da Cordovado, un paese del Pordenonese, vicino comunque a Portogruaro, al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, per l'uomo che si è barricato in casa armato di fucili. Sono in corso delle difficili trattative, sentiremo Lucio Zanato tra poco per altri aggiornamenti, ma intanto rivediamo il video postato da quest'uomo in cui lui minaccia non minaccia praticamente nulla di grave al momento, ma parla di istigazione al suicidio. Sentiamo. Ok, riprendo perché è troppo bello il maresciallo che si sta spegnendo, non ce la fa più a sentirsi dire cagne. Non ce la fa più, maresciallo, ti sento che ti stai spegnendo. Non ce la fai più a sentirti dire cagne. Questa è induzione al suicidio. Questo è induzione al suicidio, maresciallo. Questo è induzione al suicidio. Io le armi contro di voi non ci penso neanche, questo mi piace di me. Sapere adesso di me che questo è il coso. Questa è induzione al suicidio, maresciallo. Maresciallo, te lo ripeto, questa è induzione al suicidio. Questa è induzione al suicidio, maresciallo. Maresciallo, guarda tua moglie, guarda i tuoi figli e ricordati che tu sei uno che induce al suicidio, ma solamente per il mio bene. Diglielo. Questo è induzione di suicidio, ma solamente per il mio bene. Ha la voce roca ormai. Che sei, maresciallo Roca? Allora, io da un lato non ho alcuna paura, non ho alcuna remora e questo mi piace tantissimo di me. Facciamo il tuffo insieme e questo è induzione al suicidio. Maresciallo, è induzione al suicidio. Maresciallo, mi hai ricordato tutte le cose che in vita mia adesso perderò se non è induzione al suicidio. È induzione al suicidio, maresciallo. Maresciallo, è induzione al suicidio, maresciallo. Maresciallo, maresciallo, è induzione al suicidio. Maresciallo, dillo al questore, dillo agli altri, io non sono normale, io sto da Dio, sto fondamentalmente da Dio perché me ne andrò. Ma voi lo sapete, questa è induzione al suicidio. È induzione al suicidio. Ora sono le 7:45. State facendo induzione al suicidio, state facendo induzione al suicidio, maresciallo. Ti sto dicendo che mi stai inducendo tu, i droni, il tuo megafono, mi stai inducendo al suicidio. Vuoi questo, maresciallo? Quando vedi i tuoi figli? È per questo che ti stai spegnendo, maresciallo. Non mi sto spegnendo io, ti stai spegnendo tu, perché io sono dove devo essere, non sono io che devo uscirne alla fine, siete voi. E tu stai facendo induzione al suicidio. Tu stai facendo comunque si chiami nei codici, tu stai inducendo una persona innocente al suicidio. Una persona che né prima né ora ha mai minacciato nessuno. E adesso so che non mi sognerei nemmeno di poterlo fare. Non riesco a farlo, riesco a non farlo minimamente. Anche perché sono nello strapieno delle facoltà mentali, comprese le riserve, e tu ti stai spegnendo perché non ce la fai più a sentirti di... Si chiama induzione al suicidio quello che state facendo. Si chiama induzione al suicidio. Feccia! L'avete detto voi, avete proclamato, è solamente una questione burocratica e noi ce ne sbattiamo il cazzo, ci puliamo il culo con la tua vita. E allora induci al suicidio. Questa è la situazione.
Questa è la situazione, questo era Luca Orlandi dalla casa in cui si è asserragliato da oltre 24 ore. Sentiremo le novità da Lucio Zanato in diretta da Cordovado, dove quest'uomo è asserragliato. Il paese è sotto assedio, grande mobilitazione delle forze dell'ordine, si pensa che ci potrebbe essere un blitz dei NOX nelle prossime ore, ma potrebbe anche andare avanti per giorni questa situazione. Andiamo a Venezia e vediamo il comitato Danni da Movida, che ha presentato alla seconda commissione consigliare della Municipalità di Venezia le proprie proposte di regolamentazione dei locali notturni, quindi interventi contro la Movida. Vediamo. Garantire la quiete notturna in tutta Venezia e non solo in alcune zone. Verificare l'estensione dei plateatici dei locali, che oramai invadono anche calli e corti interne. Aprire un tavolo di lavoro coi cittadini per tutelare chi si sente assediato dai 1500 locali che oramai sorgono in tutta la città e dalla loro spesso rumorosa clientela. Sono alcune tra le richieste al Comune esposte dal Comitato Danni da Movida alla seconda commissione consiliare della Municipalità di Venezia. La cosiddetta ordinanza antimovida del Comune, di cui si chiede il ritiro, è giudicata completamente insufficiente. Non c'è stato nessun confronto con la cittadinanza, il confronto è stato unico con le categorie e per cui il documento che ne esce è un documento totalmente squilibrato. Riteniamo che la salute non sia di destra, di centro, di sinistra, ma sia un fatto personale totalizzante. Abbiamo evitato di andare a fare la classica richiesta a qualche politico e ci siamo rivolti all'unico istituto che noi riteniamo assolutamente neutrale, che è quello della Municipalità di Venezia. Nato dall'iniziativa di alcuni residenti che denunciano come la propria vita e il proprio riposo siano pesantemente condizionati dalla sempre più intensa vita notturna cittadina, il Comitato Danni da Movida di Venezia è cresciuto in un mese scarso da poche decine a diverse centinaia di adesioni. Peraltro, in mancanza di soluzione, le azioni legali non sono escluse. Al momento il dialogo col Comune a che punto è? Credo che sia un dialogo tra sordi, perché ci vengono dette imputate alcune cose che non stanno in cielo né in terra, in sostanza. Per esempio che noi vogliamo assolutamente fare polemica, noi non vogliamo fare nessuna polemica, vogliamo semplicemente essere ascoltati, ma ascoltati in maniera seria, non ascoltati in maniera pro forma. Allora, vediamo i titoli del Corriere del Veneto con una notizia che è l'apertura del Corriere, come anche del Gazzettino. Enrico Rigatto, morto suicida l'ex broker che aveva truffato decine di clienti per 3 milioni. A Vigonovo il telefono squillava vuoto da 24 ore, il corpo è stato trovato in casa dai vigili del fuoco. Ad aprile 2022 era sparito dopo che alcuni investitori gli avevano chiesto di rientrare di quanto versato. Suicidi, caos, agenti aggrediti, l'estate delle prigioni, polveriera in Veneto, dice il Corriere del Veneto. E poi Gio Formaggio l'altra sera Focus, il consigliere regionale, dice il Corriere del Veneto, di Fratelli d'Italia ci ricasca, la maggioranza dei veneti deve avere la pelle bianca. Vedremo Bassano e suicida in DAD, indagine archiviata, il PM, il sito non ha agevolato la morte, avremo poi un servizio dalla nostra redazione di Bassano del Grappa. E poi Matteo Politi, il finto chirurgo, resta in Italia, respinta la richiesta di estradizione ma sconterà la pena in carcere. I vigili del fuoco, come abbiamo visto, sempre in azione, vediamo questo servizio. 7.000 interventi per incendi, poco meno di un quarto dei 30.000 compiuti dai Vigili del Fuoco in Veneto da inizio 2023. Un lavoro profondamente cambiato quello del pompiere, che sempre più si confronta con ripetute allerte meteo a partire dall'8 luglio 2015, quando un tornado investì la riviera del Brenta. Il 2023, un anno difficile. Sono state ben 8 le perturbazioni che sono passate nel mese di luglio, con danni in tutte le province, anche Rovigo per ultima, con notevoli problemi perché
Questi eventi sono accompagnati oltre che a forti precipitazioni anche da vento, che comporta, come avete saputo, lo scoperchiamento di tantissime strutture e quindi la necessità di fare lavori in quota. Il maltempo, ma anche la sicurezza, con un impegno costante in una regione altamente industrializzata e interessata dal passaggio del 15% delle merci pericolose che viaggiano in Italia. Sul fronte emergenze, cresciuti gli interventi per incendi boschivi, come purtroppo le morti per incendi in abitazioni, un problema di carattere sociale, spiega il nuovo comandante provinciale di Padova, Giuseppe Lomoro. La gestione degli impianti è un qualcosa che deve entrare nella mentalità. Una caldaia va controllata periodicamente, un impianto gas va controllato, qualsiasi macchina o utenza va controllata periodicamente, quindi deve entrare in mente nella mentalità comune quello della manutenzione. La manutenzione riduce di parecchio il problema. Lascia Padova per andare alla direzione soccorso interregionale Cristiano Cusin, che una settimana fa ha gestito il devastante incendio di un magazzino in via Uruguay. Padova è soprattutto un'attività di smistamento, di magazzini, di import e di export. E c'è una grossa presenza di imprenditori esteri che vengono dalla Cina, che hanno questi grandi magazzini in cui l'irregolarità non solo di prevenzione incendi sono presenti, ed è stato un intervento importante soprattutto per evitare che si propagasse le attività vicine. Allora adesso ci colleghiamo in diretta con la Mostra del Cinema di Venezia, che è arrivata all'80ª edizione. È partita questa edizione targata Italia con tanti film italiani. Vedo Lorenzo Maier, il nostro inviato, con il presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto. A te la linea, Lorenzo. Buongiorno direttore, ai te e ai nostri telespettatori. Sì, dicevi bene, è partita la mostra alla grande con il primo film Il Comandante, che ha avuto tra interpreti anche Pier Francesco Favina. Oggi una grandissima giornata ci aspetta con ben 3 film in concorso, ma siamo qui con il padrone di casa, un po' il regista, il direttore d'orchestra del presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, che ringraziamo perché sono giornate importanti, frenetiche, che ha deciso, ha scelto, ha voluto essere con noi. Presidente, com'è partita questa edizione? Beh, insomma, è partita intanto con il sole e con una luna piena, dopo giornate di meteo non proprio felicissimo. È partita molto bene, direi, è partita con una cerimonia emozionante che ha visto il Leone d'Oro alla carriera a una grande artista italiana che è Liliana Cavani, una madrina che mi sembra abbia fatto molto bene il proprio lavoro, con empatia e sintetica, delle giurie molto empatiche e un film importante sia dal punto di vista della qualità cinematografica che della produzione, un film di un budget per l'Italia elevato, che grazie anche al tax credit e a tutto quello che in questi anni è stato messo in campo per aiutare l'industria cinematografica e audiovisiva, in questo primo film della mostra si è visto. Quali sono le aspettative per i giorni che verranno di questo festival, sia dal punto di vista cinematografico, lei che è anche uomo di cinema, sia dal punto di vista di una biennale che è un volano per la città di Venezia? Ma è inutile dirlo, perché voglio dire, le aspettative sono molto concentrate anche su 6 film italiani in concorso e ci tengo a dire che non sono stati così numerosi scelti dal curatore, dal direttore artistico, perché sono mancati dei film americani. Non sono mancati i film americani, è mancato solo il film di Guadagnino. Quindi la scelta di questo numero elevato di film nasce dalla convinzione della loro qualità. È importante adesso che superino la verifica del pubblico, della critica, degli addetti ai lavori, e dopodiché mi sembra che la selezione con una quantità molto alta di opere prime consenta di godere della riconferma di talenti già conosciuti e già affermati e di farsene scoprire di nuovi. Ecco, un'inaugurazione che ha visto 2 ministri anche in sala, il ministro San Giuliano e ovviamente il vice premier Matteo Salvini, che oggi ha rivolto qui dalla mostra un pensiero purtroppo per la tragedia dell'incidente ferroviario. Anche la Biennale
è ovvio che non è impassibile a questo un suo pensiero. Purtroppo diciamo, la vita e la realtà ci porta spesso, e come è successo anche per altri disastri naturali che hanno colpito il periodo della mostra, come dire, la mostra vive nel mondo come tutta la Biennale, non trascura nulla, ne rende conto, cerca quando si può e quando gli avvenimenti lo consentono di farne anche oggetto di una riflessione perché possano non accadere più. Show go on, anche se non must go on perché qualche volta è stato interrotto. Voglio pensare che le energie positive che la mostra e la Biennale portano, come è successo al tempo del Covid, si possano riflettere anche sui temi della sostenibilità, sui temi della prevenzione, sui temi dell'impegno di tutti noi a cominciare a pensare che non siamo gli unici a vivere su questo pianeta, ci sono tantissime altre creature viventi in maniere diverse e strutture che hanno bisogno del rispetto non verso di loro, ma di pensarle per il rispetto dei cittadini. Chiedo altre due cose per favore. La Biennale, tornando ai temi che più sono di questo festival, la Biennale che è anche un po' il pivot di alcune operazioni PNRR per la città, i fondi della città che sono stati investiti e che avranno ricadute oltre al cinema per tutta la città di Venezia. Insomma, abbiamo visto in questi giorni le ristrutturazioni fatte su fondi del Comune e su parte dei fondi PNR nostri nei siti del Casinò, la Sala Perla completamente ristrutturata e altri luoghi. Tutto quello che stiamo facendo qui ai Giardini, all'Arsenale, ovviamente non sono cose che servono solo alla Biennale per dargli luoghi per le proprie attività, sono luoghi che servono in primis ai cittadini, con maggiore accessibilità, con maggiori servizi, soprattutto cose che vivono 365 giorni l'anno. Porteranno a mio avviso non solo maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale, ma anche ricchezza, lavoro e maggiore popolazione stanziale, sicuramente nel sestiere di Castello, ma anche in altre zone della città, anche quella di terraferma. Ieri durante l'inaugurazione poi Liliana Cavani ha detto: sono la prima donna premiata con il Leone d'Oro alla carriera, forse un po' tardi, è anche un segno positivo che è un'edizione storica importante. Allora, l'emozione un po' tradita, non è ovviamente la prima donna che vince un Leone d'Oro alla carriera, ce ne sono state tante, è la prima regista italiana che vince un Leone d'Oro alla carriera e ne siamo fieri. Direttore, se da uomo di cinema, da esperto, hai qualche domanda? Oh, grazie molte Lorenzo, salutami tanto il Presidente Cicuto, domani presenteremo il nuovo il direttore CDA. la saluto. Grazie, a prestissimo, siete veramente una cosa molto importante a supporto della cultura e della mostra del cinema e di tutta la Biennale. Grazie per il vostro lavoro. Grazie Presidente, grazie Lorenzo, poi ci ricolleghiamo con te ovviamente perché rivedremo il premio a Liliana Cavani, il premio alla carriera, un premio che hai consegnato al Ministro Sangiuliano personalmente, per cui a tra poco. Grazie molte. Italo Morao in regia con Mattia Pizzaia. Con che cosa avevamo detto che saremmo andati avanti? Esatto, l'intervista sempre di Lorenzo Maier a uno dei politici che sono presenti alla Mostra del Cinema quest'anno, e cioè Matteo Salvini. Sentiamo cosa ha detto. Innanzitutto la preghiera e il cordoglio per queste 5 vite scomparse in maniera inaccettabile in una notte d'agosto mentre lavoravano. Il pensiero alle famiglie, a cui vedremo di essere vicine anche dopo, non solo adesso. E poi il rammarico, perché la legge c'è, non si può lavorare su binari con treni in esercizio, quindi evidentemente c'è stato un errore o di comunicazione, un errore umano. La Procura sta facendo le sue inchieste, noi con il Ministero rispettosamente faremo le nostre con la Commissione d'inchiesta. Ho sentito gli amministratori delle ferrovie, delle reti ferroviarie italiane, so che il governatore è sul posto.
È assurdo che mentre stiamo investendo miliardi e miliardi di euro per potenziare le ferrovie, renderle più moderne, più veloci, più sicure, l'alta velocità, Brescia, Verona, Vicenza, la TAP, il tunnel del Brennero, la Napoli-Bari, la Palermo-Catania-Messina, il nodo di Firenze, si muoia saldando dei binari perché qualcuno sbaglia qualcosa. Queste vite non tornano indietro, però voglio essere certo che non possa più accadere. Visto che qui a Venezia un pensiero sul mondo del cinema. Sono qua ovviamente oggi con uno stato d'animo diverso rispetto a quello di ieri, però ieri ho festeggiato con orgoglio l'80° compleanno della mostra, ho visto un bellissimo film, qui ho apprezzato anche le cadenze dialettali, non è usuale, non è semplice, magari non è moderno, però fare il giro d'Italia anche con le lingue locali è stata un'emozione nell'emozione, poi sono migliaia di posti di lavoro. Quest'estate le sale hanno fatto i record grazie al taglio del costo del biglietto scelto dal governo, grazie agli operatori che non hanno mai mollato, però ci sono decine di migliaia di posti di lavoro e di fantasia umana insostituibile dall'intelligenza artificiale che tengono duro, e quindi il mio omaggio, il mio ringraziamento è da utente e da appassionato di lunga vita al cinema. Al cinema ha detto Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, ministro per le infrastrutture. Vediamo, ovviamente avete sentito le sue parole sull'incidente gravissimo di Torino, il treno che ha travolto gli operai, ci sono 5 vittime, fonti della procura, il macchinista non sapeva dei lavori, un errore nella comunicazione e la velocità, le ipotesi sulle cause di questo incidente. Il presidente Mattarella: morire sul lavoro è un oltraggio alla convivenza, le reazioni di Meloni a Conte e Schlein. Salvini, che ha parlato con noi poco fa, commissione di inchiesta. E a proposito della Lega si è parlato e si sta parlando molto di quanto ha detto Giuseppe Pani, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale l'altra sera a Focus: se non ci daranno l'autonomia disferemo tutto, faremo saltare il governo. Sentiamo. Stiamo aspettando al varco chi si deve mollarla questa autonomia. Se non ce la mollano entro X, vedrai cosa succede. Non stiamo più fermi nessuno noi, e te lo dico qui in diretta, io non sto fermo. Come tanti dei miei colleghi. Stiamo aspettando in mutuo silenzio e vedrai anche cosa succederà se non presto succederà questo. Abbiamo anche aspettato troppo. Il messaggio è talmente chiaro da diventare invettiva, quasi un j'accuse nei confronti dell'esecutivo. Giuseppe Pan, presidente dei leghisti a Palazzo Ferrofini, usa il carico da 90 nel corso di Focus, la trasmissione del direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli. Senza autonomia si strappa la prospettiva nei giorni in cui il governo è impegnato a trovare le risorse per la legge di bilancio 2024 con i famigerati LEP, essenziali per l'attuazione della legge di riforma, che andrebbero finanziati, ma sul punto non c'è alcuna certezza. Anzi, Radio Palazzo riferisce che non sarebbe una priorità. Apriti cielo. Non è il primo governo che mandiamo a casa. 2137 giorni. Attenzione, sull'autonomia è l'ultima spiaggia. Abbiamo avuto la pazienza. Calderoli è stato minacciato di morte dai soliti mafiosi del sud. Noi andiamo avanti sul nostro progetto e lo sai perché anche tu ne hai fatto parte nel passato. Se non ce lo mollano desfiamo tutto. Gioco facile per l'opposizione che prende la palla al balzo. Basta che mi iscrivo al PD, se non fanno l'autonomia. Ancora no. Però il PD potrebbe dare un segnale anche loro. E noi l'abbiamo usato con il nostro segretario Martella, 7 punti ha detto sull'autonomia, l'avete snobbato con i nostri consiglieri regionali, mi sembra che abbiamo fatto molto. E questa era la puntata di Focus con Giuseppe Panna, Antonella Tocchetto, Maurizio Conte e altri ospiti. Sempre a Focus è scoppiato l'altro polverone con Joe Formaggio, che ha detto i veneti vogliono solo presenze di pelle bianca, e quindi anche lì polemica, richieste di interventi da parte della Schlein, da parte della Meloni, scusate. Andiamo in pubblicità e poi vediamo di ricollegarci con Cordovaro
dove un uomo è asserragliato da oltre 24 ore in casa armato di fucili e sta parlando di istigazione al suicidio. A tra poco, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG, vediamo la prima pagina del Messaggero Veneto, ex militare ancora barricato in casa, proseguono senza sosta le trattative, negozi serrati, 300 non possono uscire perché il paese è sotto assedio. Ci ricolleghiamo in diretta con Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto. Lucio, ci sono novità? Certo, allora, la prima novità è che ci hanno fatto ulteriormente arretrare e spostare dalla sede stradale, come vedete dall'inquadratura. Tutto lì è completamente blindato, nel senso che non si possono fare assolutamente riprese nella zona appunto di via Battaglione Gemona, dove Luca Orlandi, 55 anni, nativo di San Donà di Piave, quindi Veneto, ex sottotenente di complemento dei Carabinieri, ex giocatore di basket, ingegnere, è asserragliato da ieri mattina. Diciamo che noi abbiamo visto, come dire, i nuclei speciali muoversi e quindi abbiamo visto i carabinieri spostarsi velocemente. Riteniamo che la linea della mediazione stia, come dire, arrivando alla fine e che a breve si dovrebbe procedere probabilmente a un'irruzione. Questo è quello che ci sembra di capire dai segnali che arrivano proprio qui a poche decine di metri di distanza. C'è addirittura chi dice che stia arrivando un reparto speciale da Milano. In ogni caso noi abbiamo visto appunto le forze dell'ordine in tenuta antisommossa e quindi è facile, tenendo conto che non c'è la corrente e il gas sono staccati, che da praticamente un giorno e mezzo sostanzialmente Luca Orlandi sta vivendo completamente al buio e con le batterie dei computer e probabilmente con qualche altra riserva energetica. Insomma, in una situazione del genere è più facile pensare a un'azione di forza per porre fine a questo punto, a questo momento di stallo che tiene sotto scacco completamente un paese e non solo. A te, direttore. Se mi senti, ma ci sono state richieste da parte sua? Cioè è per la questione del porto d'armi? Ha chiesto qualcosa? Sai qualcosa a riguardo? Ma quello che noi sappiamo è che per il momento non sta rispondendo, nel senso che a ogni tentativo di mediazione l'ultimo contatto l'ha dato con quei filmati via YouTube che abbiamo visto prima, che abbiamo sentito prima. Dopodiché non c'è stato più alcun segnale appunto dall'appartamento di Luca Orlandi. E proprio per questo come dire, il tempo della mediazione sta scadendo. Presumibilmente tutto questo è partito evidentemente dal diniego del porto d'armi del sequestro delle armi stesse che ieri mattina i carabinieri dovevano effettuare e evidentemente non essendoci alcun segnale di possibile mediazione si sta optando per l'azione di forza. Pare sia arrivato un altro video di Luca Orlandi. Io direi di vederlo, lo chiedo a Mattia Pizzaia che lo ha, è un video che è su YouTube a questo punto, sentiamo, è una situazione drammatica, dovesse anche esprimersi in maniera poco ortodossa, passiamolo pure, sentiamo cosa dice. Provo a trovare un modo un po' più efficiente, ma che sia altrettanto pubblico, non mi interessa dei megafoni, ci sono modi e modi di essere morti nella vita, spero che tu lo sappia. E altrimenti non vedo come puoi negoziare con me. Ma comunque dammi pure del tu. Si sta uploadando l'altro video, ma proverò a trovare un modo più efficiente di comunicare che sia però comunque per ora tramite megafono. Potresti provare a usare i commenti sotto i video e dai un'occhiata alle descrizioni su cui ti rispondo. Buona giornata, Marco. Mi dispiace che ti stresso, Marco, ma tu non hai un'idea. Come potrei essere qua se tu non fossi solo l'ultimo di qualcosa che tu non puoi assolutamente garantire, come onestamente almeno quello dici. Non usare l'ego, non usare la paura, lascia perdere, va bene? Buona giornata, Marco.
Buona giornata Marco, si riferiva Lucio, immagino, al maresciallo, alla persona con cui stava trattando. Sì, assolutamente, perché diciamo che c'è un unico facilitatore che è appunto questo carabiniere che sta portando avanti questa mediazione, ripeto, che al momento nell'immediato tra megafono non ha un riscontro diretto, non c'è più diciamo così, la trattativa voce-megafono come siamo abituati a vedere nei film e come è successo più volte in realtà. Qui invece la risposta arriva attraverso i social e questo forse è il primo caso sicuramente che stiamo affrontando, anche se le risposte appunto arrivano e tra l'altro arrivano abbastanza farneticanti, come dire, in differita attraverso appunto i canali YouTube. Va detto anche che essendoci completamente staccata la corrente e non essendoci più alcun tipo di fornitura in tutta l'area, bisogna capire quanto le batterie del computer, del telefonino dureranno prima che si fermi anche questo canale di comunicazione, per quanto particolare. A te, direttore. Grazie Lucio. Senti, stai un attimo lì ancora, perché sotto il video ha dato altre delucidazioni, così le chiama. Che paura avete di farmi avere il rinnovo, dice Orlandi, il motivo per cui non accetto di abbattere l'equilibrio di tante forze e tante complessità che ho costruito anche in virtù delle armi perfettamente custodite, mi permette di non avere paura di niente, è irrinunciabile, riesci a comprendere, mi dispiace veramente sentire lo stress nella tua voce, Marco, è chiaro che sei una cara persona, non ho alcuna intenzione di offenderti, ti sto solo testando, ma non perché mi senta in alcun modo superiore, chiamala deformazione professionale, si tratta di un ex militare. Caro Marco, devi decidere se con me vuoi parlare o comunicare. Mi ero offerto tempo fa con la presentazione dell'esposto alla magistratura per aggressione con il Rottweiler, 24 aprile 2021 se non ricordo male, di consegnare le armi alla stazione affinché nessuno le usasse come pretesto. Mi è stato detto che era impraticabile. Sia chiaro, Rottweiler e gli altri 3 aggressori li ho gestiti a mani nude. A voi Marco sono grato perché con questo passo sbagliato mi avete fatto capire un po' di più chi sono. Un conto è dirlo, un conto è esserci, riesco a trovare i punti di riferimento in qualsiasi situazione, anche a torso nudo. Qui c'è un riferimento ad altre aggressioni a un Rottweiler. Lucio, non so, evidentemente ci sono stati dei precedenti che poi hanno innescato questa reazione. Beh, sicuramente, ma tutto questo secondo me fa capire l'estrema solitudine di questo Luca Orlandi, fa capire l'estrema solitudine e, come capita molte volte, una sorta di realtà che uno si costruisce attorno a sé non avendo punti di riferimento, non avendo specchi su cui confrontarsi. Molto probabilmente forse staranno tentando anche di come dire, la carta dell'Arma dei Carabinieri, essendo stato appunto sottotenente di complemento nell'Arma dei Carabinieri e di conseguenza insomma c'è sempre un imprinting che poi rimane in ogni persona, in ogni uomo e ogni donna che per qualche motivo appunto ha servito l'Arma dei Carabinieri. Forse si sta lavorando su questa strada, certo è che i due binari sono come dire allo stesso livello, da una parte pronti a muovere, questo noi l'abbiamo visto con i nostri occhi, insomma il movimento dei nuclei antisommossa, comunque dei carabinieri in tuta appunto d'attacco, mettiamola così, e dall'altra parte sicuramente il tentativo di mediazione per far sì che anziché fare irruzione appunto Luca Orlandi apra la porta, consegni le armi e se stesso per poi naturalmente tornare a una normalità, se di normalità si può parlare. Di certo è che come appunto sta esprimendo nel suo ultimo diciamo così video, forse qualcosa si sta mettendo in moto, perché rispetto a quelli di questa mattina che davano molto il senso di sfida nei confronti appunto del facilitatore, adesso c'è quasi un sentimento quasi affettivo, potremmo definire, e quindi fa parte poi di una sorta di strategia che viene portata avanti appunto da chi è addestrato a fare il facilitatore in queste mediazioni, perché tutto si gioca in piccoli grandi sentimenti, in turbe da non toccare, da toccare,
giocare, insomma ne sappiamo e abbiamo visto più di qualche volta che a volte basta anche una parola sbagliata per poi innescare un processo che poi appunto diventa un processo violento, e sicuramente questo è quello che le forze dell'ordine, la magistratura sta cercando di evitare in tutti i modi. Certo è che una situazione così non può andare avanti a lungo, e quindi di conseguenza ci si prepara al piano A, come si dice, e al piano B. Piano A si consegna perché appunto in qualche maniera si riesce a convincerlo di una strada non violenta. Piano B, irruzione, e evidentemente cercare di bloccare con i minori danni possibili la persona che in questo momento effettivamente può creare dei problemi. Ricordiamo appunto che sono pur sempre 2 fucili perfettamente funzionanti, come lo stesso Orlandi ha detto, e poi c'è una pistola e altri 500 colpi, insomma, e poi non sappiamo se all'interno, come qualcuno dice, ci sono anche delle bombole di gas, e quindi la possibilità, per quanto abbastanza difficile considerando che non c'è energia elettrica, quindi non c'è possibilità di fare scintilla se non sparando direttamente le bombole, una cosa che trovo abbastanza improbabile. Appunto ci potrebbe essere anche qualche pericolo di deflagrazione. Bene. A te, direttore. Lucio, grazie infinite. Adesso mi hanno detto che è arrivato un terzo video di pochi minuti fa, direi di vederlo. Sentiamo cos'altro ha detto, se ci sono elementi che in qualche modo modificano questa situazione, ma non credo. Sentiamo. Marco, vi dà fastidio il megafono perché l'avete usato e perché tutti sentono tutto. E un megafono più enorme è questo, il megafono asincrono che rimane per sempre agli atti. Marco, sembri una persona molto cara, così, ma tu non sei qua per fidarti, infatti sei lì defilato, e io non sono qua per fidarmi di te. Come hai dormito questa notte? Io ho dormito il sonno del soldato operativo, perché non so cos'altro vi viene in quella mente. Allora, Marco, dammi del tu. Luca, perché se da quel megafono esce il corretto indirizzamento, il titolo Ingegnere Orlandi, e comincia a ripeterlo, Ingegnere Orlandi, signor tenente? No, quella no, non pretendo quello, ma ingegnere piuttosto incontrovertibile. Marco, se tu cominci a dire da quel megafono, Ingegnere Orlandi, senti come suona male per voi, Ingegnere Orlandi, allora il giornalista ha qualche dubbio a avvistare i bear che brandiscono cose. C'erano anche i cuccioli? Sono peloso a petto nudo? Wow! Sai, aggredire l'onorabilità, che io starei più attento alla vostra a questo punto che alla mia, aggredire l'onorabilità è un sistema molto mafioso, tipicamente mafioso, è vero o no? Sì, Ingegnere Orlandi, è scomparsa la laurea e anche il master? Ingegnere Orlandi, ingegnere, manager, dirigente Orlandi? Allora è difficile, sai, è difficile una volta che Ingegnere Orlandi, è difficile poi, anche perfino per il più idiota dei giornalisti, sbagliarsi con un bear di uno che ha 2 anni e mezzo che non si vede in giro. Per cui mandatemi dei video delle telecamere di vigilanza del centro, così ci facciamo, vedo se sono peloso, ok, o pelosi. Allora, ascolta Marco, allora tu stai dicendo delle cose in quel megafono che stanno offendendo più la tua intelligenza che la mia, stai confondendo la granularità meno che micro, che le cose che avete fatto ieri ve le siete riprese e ti stai vantando. Sebbene tu sia io ti considero il capo negoziatore, non puoi insistere su queste cose. Tu stai mettendo da una parte la mia vita, un po' macro, come dire, come granularità, e dall'altra parte il fatto che secondo te mi hai lasciato tranquillo.
E insomma, questo era il terzo video di Luca Orlandi, frasi piuttosto sconnesse, ingegnere Orlandi. Lucio, cosa ne pensi rispetto a quanto ha detto in altri video? Guarda, direttore, io credo che già il fatto che cominci a insistere sulla comunicazione attraverso questa linea è già un passo in avanti nella possibilità di mediare, al di là di quelle che possono essere, diciamo così, le considerazioni, le frasi sconnesse, i contenuti all'interno, diciamo, di quelli che poi diventano a volte ricordi, a volte sanzioni, esperienze, dinieghi. L'importante è continuare a comunicare, questo è il primo segnale forse positivo di questa mediazione da ieri mattina. Però ti devo chiedere, direttore, se possiamo concludere il collegamento, perché mi stanno attendendo dalla nostra consorella Tele4 a Trieste per il collegamento in diretta per il telegiornale. Grazie. Certo, Lucio, grazie molte, grazie di nuovo a te e a Nicoletta Rizzetto e a più tardi. Ovviamente stasera avremo tutti i dettagli nelle edizioni dei nostri telegiornali. Parlava di istigazione a suicidio Luca Orlandi. Vediamo il caso di Matteo Cecconi, un ragazzo di 18 anni che nell'aprile di 2 anni fa si uccise nella sua cameretta a Bassano del Grappa. C'è stata un'indagine per accertare se vi fosse stata un'istigazione al suicidio, ma questa indagine è stata archiviata. Vediamo. La procura ha archiviato l'indagine sulla morte di Matteo Cecconi, lo studente bassanese di 18 anni che nell'aprile di 2 anni fa si è ucciso nella sua cameretta mentre era collegato con un gruppo di coetanei durante una pausa delle lezioni online. A dare la notizia è il papà Alessandro con un post sui social pubblicato nelle scorse ore. La giustizia stava verificando se ci fossero i presupposti per il reato di istigazione al suicidio, vista la dinamica della vicenda. Ma per chi ha condotto l'indagine non ci sarebbero i presupposti per collegare direttamente il forum con la scelta del 18enne. Matteo, infatti, aveva acquistato sul web i farmaci con i quali si è tolto la vita e le sue intenzioni sarebbero state a questo punto la motivazione principale, forse unica, per mettere in pratica il suo gesto estremo. Una conclusione che lascia evidentemente attonita e scontenta la famiglia del ragazzo e il papà è molto duro su quanto è accaduto. Gli unici che l'hanno saputo e l'hanno spinto, dandogli un metodo e facendogli credere che fosse l'unica soluzione possibile, scrive Alessandro sulla sua pagina Facebook, sono stati gli utenti e gli amministratori del sito. Il padre prosegue avvertendo della pericolosità di siti in cui i giovani e giovanissimi possono apprendere un metodo per uccidersi e rivela di aver cercato di far capire alle aziende che vendono il veleno che questo può essere utilizzato solo da professionisti. Avvertimenti e richieste che sono rimasti inascoltati, ma il papà di Matteo si rammarica anche del fatto che l'inchiesta non sia stata incardinata ad altre che seguono lo stesso filone in Italia e all'estero. Non è possibile, dice, accettare che un mondo virtuale laido e perverso sia disponibile a migliaia di bambini, ragazzi e adulti tramite una tastiera. Poi la considerazione finale. Per salvare i nostri figli, dice, bisogna salvare i figli degli altri. Servizio di Ferdinando Garavello. Adesso passiamo all'economia e soprattutto alle tasche delle famiglie. Ci sono rincari per quanto riguarda la scuola, i libri di testo, la cancelleria, davvero molto forti, rincari che mettono in difficoltà tante persone. Sentiamo in diretta da Padova Chiara Gaiani. A te la linea, Chiara. Buongiorno da Padova, ci troviamo all'interno di una cartoleria come potete vedere, con noi il vicepresidente della categoria librai e cartolibrai di Ascom Padova, Roberto Berti, che ringraziamo. Siamo al conto alla rovescia ormai per l'apertura delle scuole. Lei tratta anche per esempio i libri di testo dei ragazzi, un peso non indifferente per una famiglia su cui però, e questa insomma è una notizia che è giusto dare, non ci sono stati dei rincari. No, allora, non ci sono stati tutti questi rincari, ci sono stati sì dei rincari, però è da ricordare che sui libri c'è un tetto di spesa massimo imposto dal Ministero ed è il Ministero che poi di anno in anno controlla e decide di quanto deve essere l'aumento. Quest'anno sì, l'aumento, ripeto, c'è stato, ma non è stato, secondo fonti così evidente e così pesante
come tutti ci danno da intendere o ci fanno credere. Abbiamo sfogliato con il signor Berti alcuni di delle liste che presentano i suoi clienti. Si parla di 110, 115, 120 euro per un ragazzo che frequenta un anno successivo al primo della scuola media, e si viaggia insomma intorno ai 300 magari per una prima superiore, forse alcune scuole addirittura di più. Queste sono le cifre che pagano le famiglie. Sì, esatto. Allora diciamo che la spesa grossa, come al solito, è il primo anno. Il primo anno poi si hanno i libri a testo unico che si tengono per gli anni successivi, e perciò la spesa della seconda / terza media è una spesa un po' più contenuta, 110, 120, 130, mentre sulle superiori, prima superiore, a seconda dell'indirizzo che uno sceglie e dei testi adottati, andiamo dai 300, 320 fino ai 5, 5,40, sì è vero, ma la spesa grossa la si fa solo il primo anno. Poi gli anni successivi sono abbastanza abbordabili, perché si va dai 2, 2,20 ai 300, sempre a seconda dell'indirizzo. Ecco, prezzi su cui in realtà il commerciante come lei può farci ben poco. Noi abbiamo visto che tipi di sconti applicano anche a lei. Non si arriva al 15% che si trova in alcuni, per esempio nella grande distribuzione. No, infatti, quella è una cosa che mi chiedo sempre anch'io. Noi al massimo andiamo da un 11 a un 15%, fatta una media si ha un 12, un 13%. Noi effettivamente poi facciamo uno sconto dell'8%, perciò alla fine i margini si vede bene dove stanno e dove sono. I prezzi poi sono, come ho detto prima, decisi dalle case editrici insieme e d'accordo con il Ministero dell'Istruzione, e perciò da lì non ci si può fare niente. Però per aiutare le famiglie, appunto per questo discorso dei rincari eccetera eccetera eccetera, noi abbiamo deciso per il periodo scolastico di effettuare poi sulla cancelleria scolastica, su tutto il corredo, il 25%. E questa era la situazione del caro scuola. Adesso andiamo a Cima d'Olmo, sempre con le dirette, perché abbiamo tenuto a lungo in diretta Lucio Zanato da Cordovaro per l'uomo asserragliato in casa da 24 ore. Andiamo a Cima d'Olmo perché diventa protagonista di una sagra il famoso e famigerato granchio blu. Sentiamo Edi Caliman in diretta. Buongiorno ai telespettatori, siamo a Cima d'Olmo, come vedete in un polivalente, in uno stabile ora a vuoto, dove verrà invece riempito da questa sagra paesana, una festa che è una festa del pesce delle acque nostrane. Siamo in compagnia del presidente della Proloco, Graziano Dell'Acqua. Graziano, ci racconti questa iniziativa? Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Niente, la Proloco organizza già da 36 anni questa festa del pesce delle nostre acque, proprio per valorizzare il pescato di acqua dolce. Durante tutte le sere si trovano l'anguilla, i gamberi di acqua dolce e chiaramente anche la trota. Quest'anno come pesce o come prodotto delle acque dolci abbiamo pensato di mettere questa novità che è il granchio blu, da far sì che non sia solo un predatore ma riesca anche a allattare i nostri piatti. Esatto, infatti la novità di quest'anno è proprio questa, sembra quasi una moda che però non è. Sappiamo quanto il granchio blu stia incidendo sulla pesca e sui prodotti dei nostri mari e delle nostre acque. Dunque noi adesso vi porteremo in cucina, raggiungeremo Luca, il nostro cuoco, che durante questo evento, questa sagra che inizierà attorno a metà settembre, andiamo a conoscere alcuni modi di cucinare questo granchio a partire dalla sua polpa. Dunque raggiungiamo quindi Luca, che è già all'opera in cucina. Dunque eccoci. Graziano, se vuoi seguirmi intanto. Sì, ecco, volevamo anche far capire alla gente che questo granchio blu appunto non deve solo essere un predatore, ma deve essere anche un momento di festa in cucina, e con questo modo vogliamo che sia anche una cucina aperta a tutti, non solo la grande ristorazione. Perfetto, dunque eccoci. Luca, raccontaci cosa stai cucinando.
Allora, durante questa manifestazione proporremo il granchio blu fatto con aglio, rosmarino e pomodoro, tipo una zuppetta di granchio, e faremo dei tagliolini con la polpa di granchio blu, che è questa qua praticamente, che praticamente sarebbe le chele, non mi viene la parola, smontate praticamente, in modo che uno può mangiare di tutto. Questa è la nostra proposta per questa festa del pesce che faremo fra 15 giorni. E qual è la particolarità di questa tipologia di granchio? Ma guarda, al gusto è tra un gran soporro e un astice, ha la dolcezza dell'astice e la consistenza del gran soporro. Naturalmente non abbiamo i pezzettini perché essendo piccolo si tende a frantumare tutto praticamente, per cui questa è un po' la caratteristica del coso. Un po' di ricette. Ma che usualmente si fa o si spolpa così, si fa aglio, rosmarino e un po' di fondo di pesce, prezzemolo, e si fa la pasta o gnocchetti, o questo può essere, o altrimenti va fatto tipo il gran soporro proprio con aglio, rosmarino, olio, e va fatto cuocere nelle teglie di terracotta. Ringraziamo Luca. Io chiedo a Graziano, dunque noi adesso troviamo questo granchio ad un prezzo veramente economico nei nostri mercati, come ci dicevi tu è una tipologia di pesce che da pregiato è diventato ad uso comune. Quanto è importante portarlo anche ai palati delle persone come pesce da tutti i giorni, da tavola? Sì, appunto una delle attività della Proloco è proprio valorizzare il territorio e tutti i suoi prodotti. Noi stiamo valorizzando il pescato di acqua dolce, quindi il granchio blu rientra in pieno in questa tipologia. L'importante è di portare un po', come avevo detto prima, tutti questi prodotti anche alla portata di tutti quanti, insomma, di tutte le persone, senza dover per forza andare al ristorante e far sì che questo qua, che diventa un po' la disgrazia di tutti i pescatori per i danni, diventa un po' una dolcezza per il palato. Bene, noi da Cimadolmo per ora è tutto e restituiamo la linea allo studio. Grazie a Eddie Kaliman e ai suoi ospiti. Adesso andiamo subito a Cittadella perché per il cambio di nome di una via non possono essere più utilizzati i pannelli fotovoltaici. Una strana storia, ce la racconta in diretta Alex Giuliano. Siamo a Cittadella, in via Angelo Gabrielli, quella che una volta era Viale dello Sport. Ebbene, ci troviamo qui per cercare di fare chiarezza, o meglio, di far luce su un problema che riguarda il signor Andrea De Rossi, che abita proprio qui e ci ha contattato per segnalarci un problema che riguarda il suo impianto fotovoltaico. Un impianto fotovoltaico che non può attivare nonostante lo vediamo sul tetto perfettamente installato. Ebbene, perché non si può utilizzare questo impianto? Ce lo spiega lui stesso. Il problema principale è che l'Enel, quindi l'ente che fornisce l'energia elettrica, sembra non riuscire a aggiornare il proprio portale e cambiare l'indirizzo della residenza del signor Andrea, che risulta registrato ancora in Viale dello Sport, mentre insomma da qualche anno questa si chiama via Angelo Gabrielli, e questa incongruenza sembra che stia creando dei problemi e intanto il materiale si usura, si deperisce e lei non può utilizzare l'impianto. Sì, noi stiamo aspettando da 6 mesi che qualcuno si renda conto che non è più via Viale della Sport, ma è via Angelo Gabrielli. Qualcuno si metta la mano nella coscienza, faccia quello che deve fare, altrimenti noi non possiamo usufruire dell'impianto fotovoltaico.
Ecco, bisogna chiaramente andare a fondo su questa questione, perché ci sono diverse parti in causa che possono diciamo sciogliere la matassa, sciogliere questo nodo che lega le mani al signor Andrea, quindi bisogna capire bene se è solo un problema di competenza Enel, di competenza quindi un problema burocratico, o se c'è anche diciamo da cercare di capire anche a livello strutturale, a livello di installazione, se tutto è stato fatto a norma. Fatto sta che voi lanciate un appello, al di là della responsabilità, voi chiedete una soluzione. Sì, chiediamo una soluzione, non stiamo chiedendo una cosa faraonica, stiamo solo chiedendo che qualcuno guardi il portale di cambiare un nome di una via di quasi 10 anni fa. Non chiediamo altro. L'impianto è stato installato grazie anche al superbonus a regola d'arte, quindi insomma diciamo tutto è stato fatto, manca l'ultimo passo. Manca solo che qualcuno guardi che quella non è più la via vecchia ma è quella nuova, non chiediamo altro. Senta, lei a chi si è rivolto nel frattempo? Mi sono rivolto, sono andato in comune, abbiamo guardato l'intestazione della via, abbiamo mandato email, siamo arrivati addirittura a cambiare compagnia privata della fornitura elettrica per vedere se con il cambiamento della fornitura per vedere se si riescono a cambiare le carte della via, che qualcuno si accorga. Siamo arrivati, addirittura sono andato in comune con la carta d'identità a guardare se c'era qualcosa di sbagliato, perché probabilmente abbiamo pensato che a quello. Ormai le abbiamo provate tutte, c'era stato solo Rete Veneta da comunicare, che qualcuno guardi, che si metta. Allora, chiaramente sulla questione noi andremo a fondo, anche perché è una segnalazione ed è un problema che non riguarda solo il signor Andrea, sono tante le persone che stanno aspettando addirittura da un anno. Ci sono tantissime persone che stanno aspettando più di un anno, ho sentito, e io dico solo una cosa, che si facciano avanti perché il problema sta diventando sempre più grande. Sappiamo, c'è anche gente che dopo 15 giorni gli è partito su tutto, stanno usufruendo della sua corrente, ma sappiamo che c'è gente che sta aspettando oltre un anno, quindi fatevi avanti, pubblicate il problema perché insomma deve essere risolto, non è giusto. E allora dalla via della discordia, Viale dello Sport, via Angelo Gabrielli a Cittadella, per il momento è tutto e noi restituiamo la linea allo studio. Grazie Alex Giuliano. Andiamo in pubblicità proprio un minuto e poi torniamo da Lorenzo Maier al Lido di Venezia per la mostra internazionale del cinema, 80ª edizione. State con noi a tra poco. Di nuovo a Venezia al Lido per la mostra del cinema, alla 80ª edizione. Sentiamo in diretta Lorenzo Maier che ha già intervistato Alberto Barbera, in esclusiva il presidente della Biennale Roberto Cicutto, la madrina, e quindi cos'altro bolle in pentola e cos'altro hai fatto di bello, Lorenzo? Buongiorno direttore, a te e di nuovo ai nostri telespettatori. Intanto con la collaborazione tecnica di Alberto Pivetta che sta curando questo collegamento ci troviamo in un luogo simbolo della mostra, perché pensate, vi sta facendo vedere Alberto le immagini, siamo nella terrazza dell'Hotel Excelsior, che è un po' il cuore del festival, è soprattutto dove nel 1932 è nata la mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Non c'erano i palazzi, i primi film furono proiettati proprio su questa terrazza fronte mare che vedete alle mie spalle. Abbiamo poi intercettato ieri Liliana Cavani subito dopo la premiazione con il Leone d'Oro e facciamo vedere le sue dichiarazioni subito dopo la premiazione. Che sensazione le ha dato avere adesso questo premio finalmente in mano? Aspetti che magari lo portano. Grazie. Mi ha fatto piacere. Io ho sempre amato il cinema da bambina in poi e quindi mi sembra una bella, si fa per dire, conclusione. Mi è piaciuto molto quello che ha detto Charlotte.
Liliana Cavani, novantenne, che abbiamo visto comunque molto combattiva, molto rigorosa, asciutta, con pochi lustrini, ma con tanta voglia ancora di lavorare, di fare cinema. Ci ha detto poi che ha molti progetti. Da martedì è arrivato in Laguna il ministro Gennaro Sangiuliano, che ha poi ricevuto un Leone d'Argento da un'associazione culturale qui del Lido. Abbiamo approfittato dell'occasione per avere dal ministro una piccola esclusiva riguardo all'impegno del Ministero dei Beni Culturali per Venezia. Facciamo vedere il servizio. Abbiamo una piccola esclusiva qui per Antenna 3. Ministro Sangiuliano, questi giorni a Venezia come stanno andando? Ma molto bene, perché si intersecano con iniziative importanti che abbiamo fatto per il mondo del cinema. Il primo mio decreto è stato quel decreto che ha dato risorse per fare uno sconto dei biglietti cinematografici nelle sale cinematografiche, con il quale noi abbiamo riportato con grande successo tante persone nelle sale cinematografiche. Dopo la pandemia c'era ancora ritrosia, inibizione da parte di tante persone ad andare nella sala cinematografica. Noi abbiamo dato, questo incoraggiamento, questo sconto sul biglietto. L'operazione ha funzionato, tante persone, soprattutto giovani, sono tornate a vedere i film al cinema, nella consapevolezza che guardare un film al cinema significa un'esperienza personale e culturale molto più, pregnante che guardare un film ad esempio in televisione, che pure ovviamente va bene. L'altra grande cosa che abbiamo fatto è passata in Consiglio dei Ministri, lo schema di attuazione di un decreto sulla cosiddetta indennità di discontinuità, cioè praticamente un'indennità che noi riconosciamo ai lavoratori, a quelli che rendono possibile il mondo del teatro, il mondo del cinema, a coloro i quali io ho detto lavorano sotto i palchi, cioè che fanno gli allestimenti, fanno il lavoro tecnico. Noi gli diamo questa indennità che li aiuta in quei periodi, lavorando loro con contratti a tempo determinato, in cui non lavorano. Ultime due cose, il suo impegno per Venezia al di là del cinema. Venezia, quali sono i progetti del Ministro della Cultura Sangiuliano? Ma per esempio pensiamo di fare una grande mostra dedicata a due personaggi che sono Marco Polo e Cristoforo Colombo, perché noi siamo riusciti con il lavoro dei Carabinieri e del Ministero a riportare in Italia un importante testo di Cristoforo Colombo che fu rubato alla fine degli anni '80 dalla Biblioteca Marciana, a cui è stato restituito, ma attorno a questo noi vogliamo creare una grande mostra. In ogni caso il sostegno a Venezia è a tutto campo. In questo momento ci sono tantissimi investimenti del PNRR della cultura proprio sulla città di Venezia. Un saluto ai telespettatori di Antenna 3 da parte del Ministro. Un saluto ai telespettatori di Antenna 3 e un grazie a questo validissimo collega. Al nostro Ministro dei Beni Culturali Gennaro Sangiuliano, giornalista, direttore e volto amico, grande divulgatore culturale, professionista sempre scrupoloso, attento, curioso e lungimirante. Premio per il suo costante impegno e passione nella valorizzazione di Venezia. Viva la Biennale di Venezia. Viva. Grazie davvero e anche voi fate un lavoro importante. Il Lido è una vetrina fondamentale per Venezia. Venezia è una delle grandi capitali culturali del mondo, non solo dell'Italia o dell'Europa, ma del mondo intero. Io ne ho ben presente l'importanza storica e sono ministro da 10 mesi e sono venuto ben 6 volte qui a Venezia per affrontare i problemi e per risolverli insieme. Poi c'è da dire che venivi anche prima. E venivo anche prima da giornalista, e da appassionato della storia di Venezia e della Repubblica e della Serenissima. Grazie. Dunque qui dal Lido, direttore, arriva un segnale forte che il cinema è vivo, Venezia è viva, la cultura è viva, c'è voglia di rilancio, c'è voglia di essere propositivi per il futuro. Arriva un messaggio importante di cui Venezia si fa ovviamente carico e veicolo. Poi domani sappiamo che ci sarà nello spazio della Regione Veneto, che ha qui uno spazio proprio all'interno dell'Hotel Excelsior, anche la presentazione del nuovo direttivo della Veneto Film Commission, per cui arriva un messaggio importante con l'Italia, il Veneto al centro del rilancio dell'Italia. Grazie Lorenzo, ottimo lavoro e poi aspettiamo adesso le interviste
con le star, non ci saranno molte star americane, ma insomma tanti personaggi, tante belle donne, quindi aspettiamo altri tuoi reportage. Grazie a Italo Morao e a Mattia Pizzaia questa mattina in regia. Ci vediamo stasera con Focus alle 21:15. Buona giornata, arrivederci.